quando sono tornato da lavoro ho visto le lamiere in fondo al paese, e gli alberi caduti verso Spirano, e sono arrivato a casa, mi ho servito la macchina e ho raggiunto la protezione civile a dare una mano. Una tromba d'aria? Sì, una tromba d'aria, ho parlato con degli amici, hanno visto questa tromba d'aria che arrivava verso la piazza, arrivava, ha sfiorato le giostre, è passato qua, è arrivato sul capo e ho cominciato a vedere tutte le lamiere, il tetto. Ho visto il tetto lì, tutte le tegole in giro, su tutto il paese. È la prima volta che succede? Io ho 22 anni, prima volta che vedo una roba del genere qua in paese. Sei spaventato? Inizialmente sì, perché abbiamo pensato subito anche alla biblioteca, se c'era qualcuno sotto così, però poi non abbiamo fatto altro che metterci insieme, sistemare tutto e cercare di aiutarci. Senti, Io non ho visto perché ero a Stesano, sono arrivato e ho visto questo disastro qua. Mamma mia, cioè io ho tanti anni che vivo qua a Lurano, 47 anni che sono giù, che sono qua a Lurano, non ho mai visto una cosa così. Tetti tutti scoperti, un disastro, un casino. Boh, non ho parole, non ho parole. cosa pensa vedendo tutto quello che c'è attorno a lei? E vedo che non saprei spiegarmi bene come per me qua la natura si ribella, non c'è niente da fare. Un coso così mai visto, mai visto. Sono arrivato a 67 anni, per me non ho mai visto un disastro così. Boh, non lo so, non ho parole perché tutto anche i sacrifici delle persone alpini che hanno fatto a fare le feste, ha portato via tutto. E qua adesso arriva il bello per questi danni qua, adesso non lo so come andrà a finire, com'è la storia qua.